Migliorare l'accessibilità al nostro patrimonio culturale, aumentare la fruibilità delle opere d'arte e dei beni culturali che raccontano la nostra storia e la nostra modernità, dare spazio e promuovere in modo innovativo l'arte e la cultura sono le parole d'ordine del progetto ideato dal Distretto Culturale del Nuorese nell'ambito di quello dei percorsi del distretto, finanziato dalla Camera di Commercio di Nuoro e dalla Fondazione di Sardegna. Grazie alla collaborazione con Make in Nuoro, il Fab Lab della Camera di Commercio di Nuoro, il Distretto Culturale del Nuorese mette a disposizione professionalità, competenze e attrezzature all'avanguardia agli operatori culturali che parteciperanno alla manifestazione di interesse per la realizzazione di 25 progetti di scansione, realizzazione del modello digitale stampa tridimensionale di opere facenti parte o relative al patrimonio culturale del distretto. Tra questi reperti archeologici, opere artistiche tridimensionali, opere artistiche bidimensionali di cui si voglia riprodurre una versione tridimensionale, animali o piante significativi nel contesto di riferimento. Il presidente della Camera di Commercio di Nuoro e dell'Associazione Distretto Culturale del Nuorese, Agostino Cicalò, esprime soddisfazione per l'iniziativa. Abbiamo voluto sfruttare la tecnologia e le professionalità sviluppate in questi anni con Make in Nuoro e metterle a disposizione del nostro patrimonio storico, culturale e artistico per migliorare l'accessibilità sensoriale e intellettuale e far conoscere sempre di più la storia, la cultura e la ricchezza del nostro territorio. Auspichiamo che gli operatori culturali sappiano cogliere questa opportunità e che questa sia solo la prima di tante collaborazioni future. Infatti, le nuove tecnologie digitali, conclude, hanno potenzialità straordinarie per incrementare l'accessibilità all'arte e alla cultura e l'inclusione sociale, una sfida che richiede l'impegno di tutti.